Buonasera dalla redazione del TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Prosegue la lotta ai lavoratori della cooperativa SEAT che dal 1 dicembre saranno senza lavoro. Questa sera hanno bloccato via Limena a Cosenza. Ancora problemi tra il commissario e il presidente della regione, i manager scelti da Cotticelli, bocciati da Oliverio. Adesso deciderà il ministro. L'ospedale di Locri fa infuriare i cittadini, la struttura sanitaria è sprovvista di TAC e risonanza magnetica, 5 anni di promesse mai mantenute, raccolte 20.000 firme. Il CSM ha disposto il trasferimento del procuratore di Castrovilla Regione Facciolla a Potenza, destinandolo alla giustizia civile. È stato identificato e fermato a Seregno il presunto autore dell'omicidio del 21enne Salvatore Battaglia, avvenuto a Piscopiola la notte tra il 27 e il 28 settembre scorsi. La truffa dei falsi messaggi delle poste italiane miete sempre più vittime. Il fenomeno sta interessando anche la Calabria, svuotati i conti dei malcapitati. Sono stati digitalizzati oltre 1.800 documenti appartenenti all'Archivio Comunale di Crotone, il progetto finanziato dalla Regione con i fondi comunitari. Ancora buonasera dalla redazione TG10, situazione in continua evoluzione, quella che vede coinvolti 54 lavoratori della cooperativa SEAT. Ebbene, oggi il blocco di via Limena al centro di Cosenza, la protesta rumorosa, i lavoratori erano saliti nei giorni scorsi ed erano anche questa mattina sui tetti dell'Annunziata, poi un incontro in prefettura tra i rappresentanti sindacali che si è concluso verso le 18:30, vediamo com'è andata. Poco dopo le 18:30 è arrivata la notizia che i lavoratori della SEAT attendevano. I sindacalisti di CGIL, CISL e USB li hanno raggiunti in strada per informarli che domani il generale Cotticelli avrà un incontro al Ministero e si parlerà anche delle possibili soluzioni per la loro vertenza. È quanto i rappresentanti sindacali hanno riferito ai lavoratori dopo l'incontro avuto in prefettura, che è seguito alla protesta inscenata su Viale degli Alimena. I 54 lavoratori della cooperativa SEAT non mollano. Anche oggi la giornata è iniziata sul tetto del CUP, quel centro unico di prenotazione che li ha visti lavorare per 19 anni, qualcuni agli sportelli del ticket, altri ancora occupati nelle prenotazioni. Tra pochi giorni, il 30 novembre, si ritroveranno disoccupati e lo denunciano da giorni senza comprendere la ratio della decisione. Ieri sono stati a Catanzaro, la mobilitazione dinanzi alla cittadella regionale, ma sono tornati con un nulla di fatto. Gli appelli lanciati al commissario ad acta per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli, al presidente della regione Mario Oliverio, al commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza sono caduti finora nel vuoto, un'avvertenza su cui denunciano i lavoratori, regna un silenzio assordante da parte delle istituzioni. Solidarietà alle famiglie che lottano per difendere il posto di lavoro è stata espressa dal personale medico e paramedico dell'ospedale. Una lettera supportata da tante firme, in cui i dipendenti della cooperativa vengono definiti supporto valido e indispensabile nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Dal 1 dicembre, il timore è diffuso, sarà caos per i cittadini. Restano le domande: a chi giova mandare a casa personale di un ospedale che ha già tanti vuoti in pianta organica? Perché continuare a creare disagi ai lavoratori e utenti? Quando si parla di lavoro e di salute, non si parla di diritti? Le risposte, forse, dalla missione del commissario al Ministero. Il commissario ha altre grane, purtroppo, per cui deve lavorare per dirimere alcune situazioni. In particolare c'è la problematica che riguarda il rapporto con il Presidente della Regione. Ad esempio i manager scelti da Cotticelli sono stati bocciati da Oliverio e adesso su questa vicenda deciderà, come è previsto dalla legge, il Ministero. In questi casi si dice tutto previsto. La notizia è questa: commissario e presidente della regione si sono confrontati sui nomi dei nuovi commissari di ASP e aziende ospedaliere. I nomi sottoposti dal generale Cotticelli ad Oliverio non sono piaciuti al presidente, che non li ha avallati. E adesso cosa accadrà? Presto detto. Come prevede la legge speciale per la Calabria, l'elenco redatto dal commissario finirà sul tavolo del ministro, al quale spetterà il compito di autorizzare l'ufficio del commissario ad andare avanti. La questione quindi si sposta a Roma perché Cotticelli non ne vuole sapere di assecondare i desiderata del governatore. Dal canto suo, il presidente non ha inteso avallare scelte che lui non ha fatto e che non condivide. Salta a questo punto la famosa concertazione prevista nel decreto Calabria. Morale della favola: passerà altro tempo ancora prima di giungere alla soluzione del problema e intanto le aziende sanitarie e ospedaliere in cui non c'è un direttore generale saranno costrette ad andare avanti stringendo
sfregando i denti, si fa per dire, proseguendo come fatto fino ad oggi, senza una guida. Tutto questo mentre i problemi aumentano, ma questo è un altro argomento che grava sulle spalle dei cittadini, costretti a misurarsi quotidianamente con le criticità di sempre. E a proposito dei problemi concreti di quelli con cui fanno i conti i cittadini, l'ospedale di Locri li fa infuriare, la struttura sanitaria è sprovvista di TAC e di risonanza magnetica, 5 anni di promesse mai mantenute, intanto sono state raccolte 20.000 firme. Il giorno dopo la diretta di TEN, l'ospedale di Locri torna ad essere argomento di discussione. Nel focus, andato in onda ieri pomeriggio dal nosocomio della città ionica, i temi trattati hanno suscitato reazioni e commenti. Le denunce fatte dal sindacato UIL e dal sindaco, supportate dalla testimonianza di 2 cittadini promotori della petizione pro ospedale che oggi conta oltre 20.000 adesioni, hanno scosso ulteriormente l'ambiente. Fare sanità nella Locride è complicato, fruirne ancora di più. Questo il messaggio in sintesi. Enzo Carabetta della Will Medici, responsabile del servizio di angiologia, non ha fatto sconti, chiarendo le difficoltà del momento, la cui genesi è antica. E ci troviamo in questo stato di totale disorganizzazione. A questo si aggiunge poi che quasi tutti, la totalità dei reparti dell'ospedale di Locri è senza una guida stabile primariale. Io ritengo che debbano attivare le procedure concorsuali primariali, la prima cosa, in maniera assoluta e in maniera immediata. Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Giovanni Calabrese, da anni impegnato in prima linea per la difesa dell'ospedale. Si parla da mesi della TAC che verrà inaugurata, collaudata e inaugurata il 20 dicembre, ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia. È emerso che mancano all'interno di questa struttura ospedaliera 150 figure professionali tra medici, infermieri e OSS. Oggi andare alla ricerca di responsabilità non serve a nessuno, oggi abbiamo bisogno di risposte immediate. Importante la testimonianza di Bruna Filippone e Ilario Capocasale, coloro che hanno deciso la raccolta delle firme. Ascoltiamoli. E abbiamo detto, finora ci siamo lamentati su Facebook tra di noi, vediamo cosa riusciamo a fare. E ho proposto questa cosa della raccolta firme. Siamo qua a dire che siamo a quasi 25.000 firme oggi, speriamo che il numero possa aumentare, di modo che quando andremo a rappresentare tutte queste persone saremo lì con orgoglio a dire siamo tanti e non siamo pochi. È stato trasferito a Potenza il procuratore di Castrovilla di Eugenio Facciolla, lo ha deciso la sezione disciplinare del CSM, il provvedimento fa seguito all'inchiesta della Procura di Salerno che lo vede indagato. Questa mattina era in programma l'udienza del GUP per decidere sul rinvio a giudizio, ma è stata rinviata per un difetto di notifica. Secondo l'avvocato difensore, Facciolla resterà al suo posto in attesa dell'espletamento del procedimento in tutti i suoi gradi. Sentiamo. Sarà trasferito a Potenza alla giustizia civile il procuratore capo di Castrovilla Eugenio Facciolla, lo ha deciso il CSM, il provvedimento su richiesta del ministro Bonafede della Procura Generale della Cassazione. La misura decisa dalla sezione disciplinare del CSM si è resa necessaria perché Facciolla risulta attualmente indagato dalla Procura di Salerno per una presunta violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e riservo. Dunque, secondo i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe rivelato dati sensibili favorendo una società che si occupa di intercettazioni. Ma il suo legale ha precisato che al momento tutto è sospeso perché ci saranno le impugnazioni conseguenziali. Secondo Antonio Zecca, che difende Eugenio Facciolla, solo in sede penale, non davanti al CSM, il procedimento disciplinare nei confronti del suo assistito può essere impugnato anche dai cittadini che possono esercitare un controllo non solo sull'esercizio della giurisdizione, visto che le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano, ma anche su procedimenti disciplinari che determinano singolari spostamenti di magistrati, proprio alla luce degli ultimi accadimenti che hanno innescato sicuro allarme sociale. La Procura di Castrovilla stava giungendo a conclusione di alcune importanti inchieste, fra cui quella che riguarda la morte di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza ucciso 30 anni fa. Cosa accadrà adesso? Che fine farà il lavoro e le investigazioni svolte sotto l'egida del procuratore Facciolla? Interrogativi che attendono una risposta soprattutto da chi per anni si batte per trovare finalmente verità e giustizia. È stato identificato e fermato a Seregno il presunto autore dell'omicidio del 21enne Salvatore Battaglia avvenuto nel Vibonese Episcopio la notte di 2 mesi fa.
È un doppio colpo quello assestato dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia grazie ad un lavoro straordinario nel corso dell'ultima notte. Mentre una squadra del Norm in trasferta in Lombardia, esattamente a Seregno, catturava il presunto killer di Salvatore Battaglia, un'altra squadra formata dal nucleo investigativo individuava ed arrestava Giuseppe Mancuso, figlio di Pantaleone, alias l'ingegnere, e fratello del collaboratore di giustizia Emanuele. Giuseppe Mancuso era latitante da mesi, si nascondeva in una villetta alla periferia di Zaccanopoli a casa di un insospettabile, arrestato insieme alla sua compagna, una giovane dominicana. Il latitante, come sempre accade, è rimasto in zona, è rimasto qua nella provincia di Vibo Valentia per mantenere il controllo del territorio. Oggi è un grande giorno per i cittadini di questa provincia, perché ancora una volta abbiamo assicurato un delinquente alla giustizia. Intanto a Seregno veniva fermato Antonio Felice, 32 anni di Piscopio, figlio di un noto pregiudicato ritenuto il presunto assassino di Salvatore Battaglia, il 21enne di Piscopio, vittima della sparatoria avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 settembre nei pressi della villetta comunale di via Regina Margherita nel centro abitato della popolosa frazione di Vibo Valentia. Secondo quanto emerso dalle indagini, questo omicidio sarebbe stato un vero e proprio agguato di 'ndrangheta, avvenuto al culmine di alcune tensioni maturate nell'ambiente criminale piscopisano per il controllo e la concorrenza di alcuni esercizi pubblici, nella fattispecie un bar e un circolo ricreativo. Dinanzi alle provocazioni dei due ragazzi poi rimasti vittima, Antonio Felice avrebbe estratto la pistola sparando e ferendo alle gambe Zuliani e colpendo mortalmente Salvatore Battaglia. Un doppio colpo, dicevamo, che conferma la massima attenzione delle forze dell'ordine su questo territorio, guidate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Questo dimostra l'attenzione che noi abbiamo posto sulla provincia di Vibo Valentia, dimostra l'alta qualità e l'alto target che il comando provinciale dei Carabinieri sta esprimendo. Il nuovo colonnello e la degna prosecuzione del bravissimo colonnello Magro, gli altri sono rimasti, quindi nel mio ufficio, come sapete, c'è su questo circondario De Bernardo, Frustace e Mancuso, che ormai sono una garanzia non solo sul piano della conoscenza ma anche sul piano dell'alta professionalità che hanno dimostrato. Il traffico di droga, la coltivazione di marijuana tra i reati contestati agli indagati presunti appartenenti all'organizzazione che è stata smantellata questa mattina a Gioiosa Ionica nell'operazione Green Day. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba ad agire i militari del ROS, del gruppo Locri e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria. Nella rete dei carabinieri sono finite 8 persone, nei confronti delle quali il GIP di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della città dello Stretto, ha firmato 8 misure cautelari. 4 di questi provvedimenti sono ordinanze di custodia cautelare in carcere. Destinatari sono Luca Benci, 33 anni, Giorgio Violi, 43 anni, Salvatore Sainato, 62 anni, Vincenzo Sainato, 38 anni. 4 obblighi di dimora nel comune di residenza sono stati invece decisi nei confronti di Cosimo Orsino, 32 anni, Vincenzo Lombardo, 33 anni, Domenico Gentile, 48 anni e Massimiliano De Masi, 46 anni. Gli indagati sono tutti di Gioiosa Ionica e Interland. Secondo l'accusa hanno posto in essere un'organizzazione criminale finalizzata alla coltivazione, produzione e vendita di ingenti quantitativi di marijuana. Gli indagati sono contigui alla cosca Orsino e la loro attività avrebbe notevolmente arricchito le già ben messe casse del clan. Il lavoro di indagine è stato articolato, pedinamenti, appostamenti, controlli incrociati hanno consentito di arrivare al blitz di oggi. Importanti sarebbero le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Le accuse sono associazione mafiosa finalizzata alla produzione, sono stati sequestrati 5.000 piantine e diversi quintali di erba e alla vendita della droga. Ad uno degli indagati si contesta anche un'azione estorsiva nei confronti di un titolare di giochi di intrattenimento che aveva partecipato alla ultima festa di San Rocco che si festeggia a fine agosto a Gioiosa Ionica. Dopo lo sconto di pena per l'assassino di Marco Gentile, il giovane ucciso da un coetaneo a Catanzaro 4 anni fa, i familiari della vittima si sentono traditi dalla giustizia. Nel servizio l'appello della mamma di Marco.
Gentili aveva 18 anni. Il 24 ottobre del 2015 fu ucciso nel centro storico di Catanzaro da un coetaneo, Nicola Sia, reo confesso dell'omicidio. Marco fu colpito 12 volte con un coltello a serramanico dalla lama di 8 centimetri. In primo grado Sia era stato condannato a 17 anni, pena ridotta in secondo grado con una prima sentenza a 16 anni. Sentenza poi annullata dalla Cassazione limitatamente all'attenuante della provocazione e al trattamento sanzionatorio, rinviando su tali punti per un nuovo giudizio ad un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. E il nuovo processo d'appello si è concluso con uno sconto di pena. La condanna per l'imputato infatti è stata rideterminata a 12 anni. I familiari della vittima però adesso si sentono traditi dalla giustizia. Ecco l'appello della mamma di Marco. Non c'è giustizia, perché mi aspettavo che la giustizia per mio figlio sia stata fatta bene. Io come mamma sono proprio distrutta, cioè non ho parole della giustizia di Catanzaro. Faccio un appello per tutte le mamme, in primis io, che mi hanno ucciso mio figlio con 12 coltellate, che sia fatta giustizia per mio figlio e per tutti questi ragazzi uccisi innocenti. Regime di semilibertà per l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, detenuto nel carcere di Arghillà dopo la condanna nell'ambito del processo Fallara a 4 anni e 7 mesi. Scopelliti, riconosciuto colpevole dei reati di abuso d'ufficio e falso. Potrà trascorrere l'intera giornata a casa con i suoi figli, l'ultima ha solo 3 anni. Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria ed ex sindaco di Reggio, riconosciuto colpevole dei reati di abuso d'ufficio e falso nell'ambito del cosiddetto processo Fallara, il regime di semilibertà concesso dal Tribunale di sorveglianza della città dello Stretto per l'ex presidente della regione, mandato svolto da Scopelliti dal 2010 al 2014. Va ricordato che dallo scorso mese di febbraio Scopelliti per 4 ore godeva di un permesso per uscire dal carcere di Arghillà per recarsi in un'associazione di volontariato a Catona. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, l'ex primo cittadino di Reggio si era costituito nella casa circondariale senza attendere l'emissione del provvedimento da parte della Procura. A Giuseppe Scopelliti sono stati inflitti 4 anni e 7 mesi, ne ha scontato la metà. Con il regime di semilibertà tornerà in carcere solo di notte. E adesso la truffa che avviene attraverso dei falsi messaggi che arrivano da parte di Poste Italiane, ma così non è. Una truffa che miete sempre più vittime, un fenomeno che sta interessando anche la nostra regione e purtroppo sono stati svuotati alcuni conti di utenti. È una truffa che in tutta Italia sta mietendo migliaia di vittime, nel mirino utenti che utilizzano la PostPay. Anche in Calabria diverse segnalazioni da parte di chi si è ritrovato il conto prosciugato dopo aver ricevuto un messaggio fake da parte di chi si spaccia per operatore di Poste Italiane. Uno dei sistemi utilizzati dai truffatori è l'invio di un'email in cui si fa riferimento al fatto che la propria carta PostPay o la PostPay Evolution è stata bloccata per questioni di sicurezza. Nel messaggio si sollecita quindi a cliccare su un link per procedere allo sblocco della carta, ma quando viene effettuato l'accesso vengono richiesti i dati personali dell'ignara vittima e i codici d'accesso e per i truffatori il gioco è fatto, svuotano il conto e si impossessano anche di altri dati sensibili. La truffa viene perpetrata anche via SMS, il meccanismo è lo stesso, in un finto messaggio di Poste Italiane si chiede la conferma dei propri dati personali per non far chiudere il conto, l'utente viene rimandato ad un sito farlocco dove vengono richiesti i dati personali, sito che riproduce fedelmente quello di Poste Italiane. Tuttavia un occhio attento può cogliere alcuni indizi del fake come errori grammaticali o l'assenza di spazi tra le parole del testo, ma la truffa viene messa in atto anche per telefono, falsi call center che si fingono operatori del servizio postale che durante le telefonate fanno riferimento ad un aggiornamento delle carte prepagate, chiedendo ai malcapitati di indicare il proprio PIN e le proprie credenziali. Anche questo è un tentativo di phishing, dunque bisogna fare molta attenzione. Bisogna poi ricordare che gli addetti ai servizi di Poste Italiane non chiedono mai il PIN, poiché è ritenuto un dato strettamente personale. Seguiamo i consigli di Isabella Roccamo, andiamo adesso a Crotone dove è stato digitalizzato l'archivio del comune con 1800 documenti.
Eccoli gli oltre 1800 documenti dell'archivio storico comunale che sono stati restaurati e digitalizzati grazie al progetto realizzato dal Comune di Crotone, che si era classificato al primo posto in un bando per il finanziamento attraverso i fondi comunitari, ottenendo 20.000 euro dalla Regione Calabria, ai quali si è aggiunto il contributo comunale di 2.230 euro. Fra migliaia di documenti restaurati e digitalizzati portati all'antico splendore, fra cui quelli del catasto onciario della seconda metà del Settecento agli atti del Comune degli anni Ottanta, c'è un atto fra i più antichi che risale al 1740. Quest'opera di digitalizzazione permetterà in pratica di poter consultare i documenti anche online appena verrà allestita l'apposita pagina sul sito internet del Comune. Il progetto prevedeva una doppia linea di azione, una parte era il restauro e una parte era la digitalizzazione. L'archivio storico è un archivio formato da documenti pre-unitari, quindi stiamo parlando di documenti del Settecento, quindi stiamo parlando di qualcosa di prezioso, di qualcosa intanto identitario, perché sono tutti documenti, atti pubblici che riguardano la formazione della città di Crotone, di Cotrone, quindi la nostra storia. Quindi io mi sono voluta concentrare ancora e anche sull'archivio, sulla nostra storia, sulla nostra identità. Questo è il concetto che mi ha caratterizzato. Un lavoro minuzioso e delicato, ottenuto grazie anche alla collaborazione della Soprintendenza Archivistica Regionale ed eseguito dalla restauratrice Clementina Nucera dell'azienda Scripta Manet di Reggio Calabria e dall'azienda Synapsis di Catanzaro, rappresentata da Fabrizio Merola. Identità e storia, queste le parole che riecheggiano fra le mura del Palazzo di Città, che grazie a questo progetto ha potuto dotare l'archivio storico anche di una postazione dotata di tablet attraverso cui consultare i documenti senza toccarli, grazie ad uno scanner aereo che li mostrerà in base alle richieste. Adesso per lo sport vediamo insieme i gol di Fischnaller che hanno permesso a Catanzaro di superare la Casertana e quindi di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Catanzaro ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla doppietta di Fischnaller che ha permesso ai giallorossi di superare la Casertana. Succede tutto nella prima frazione quando i padroni di casa spingono e concretizzano l'1-2 che decide il match. Grassadonia sceglie di fare il turnover soft inserendo Giannone, Fischnaller e Bianchimano in avanti. Ginestra lancia il giovane Matese. Bastano 3 minuti a Fischnaller per capitalizzare un cross di Giannone dalla destra sovrastando Ciriello nel contrasto aereo e infilando Zivkovic per il vantaggio. In contropiede il raddoppio, Bianchimano contende un pallone a Clemente, la spunta e serve per il compagno di reparto che controlla e batte a rete. Il Catanzaro non soffre più di tanto la reazione della Casertana e nel secondo tempo i ritmi rallentano ancora di più, complici anche le tante sostituzioni. Unica nota stonata per i giallorossi, l'infortunio di Bianchimano. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'ingresso di una nuova perturbazione sull'Italia causerà un nuovo moderato peggioramento che interesserà inizialmente il nord Italia per poi estendersi sul resto della penisola. Gli effetti di questo peggioramento sulla nostra regione si avvertiranno nella giornata di giovedì e principalmente sui versanti tirrenici ed interni della Calabria centro-settentrionale. Domani cielo nuvoloso sui versanti tirrenici ed interni con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio temporale, ad esclusione del Basso Reggino, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità solo di isolati deboli piogge. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con possibili deboli piogge solo sui versanti ionici del Catanzarese. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi o molto mossi, con venti che spireranno moderati di direzione occidentale sul Mar Tirreno e di direzione meridionale sul Mar Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.